Siamo con Katia Gaion di Prima il Veneto Punto, che è candidata nella lista di Francesca Zaccariotto per le municipalità di Chirignago e di Lido Pellestrina. Allora partiamo da Chirignago, i problemi che ci sono, i problemi più urgenti e le azioni che andrebbero fatte. A Chirignago, come tutte le zone periferiche, c'è il problema che non ci sono piste ciclabili, c'è il problema del Circus, che è un quartiere un po' dove c'è degrado, droga, dove ci sono persone non troppo per bene, quindi dove dovrebbe essere molto ma molto più seguito. E poi soprattutto, come dicevo prima, appunto queste piste ciclabili che non ci sono, anche perché è una strada, è un'arteria insomma che porta a Mestre, quindi molto trafficata e molto pericolosa, e perciò dovremmo pensare un pochino più a sistemare questo grosso problema, visto che ci sono molti giovani e quindi prendono la bici, e perciò dovremmo seguire un attimino un po' di più questo problema qui, ecco. Più in generale rispetto a Venezia centro storico, le periferie, le località della terraferma si sentono insomma un po' abbandonate? Eh beh sì, come tutte le zone di periferia sì, sono l'ultima ruota del carro, e comunque già quel poco che hanno sempre fatto anche per Mestre Città, quindi possiamo ben immaginare come zona periferica che è lasciata proprio a se stessa, ecco.